Chi ci segue sul canale sa benissimo che da un po' di tempo abbiamo deciso di fondere la passione per il trekking con l'amore per la bici. A volte le strade per raggiungere il vero e proprio percorso sono lunghe e noiose, quindi se si può perché non accorciare i tempi di salita per poi goderseli una volta raggiunta la vetta. Io credo che questo video sia perfetto per spiegarvi esattamente cosa intendiamo. Oggi vi portiamo su una montagna che molti ritengono brutta perché sfregiata da un freddo antennone, ma che una volta conquistata ci si rende conto d'essere nel mezzo del tutto. Quindi trekking e bike. Signori, benvenuti a quota 1673 metri. Benvenuti sul Monte Stol. Inauguriamo la bici nuova, un gesto d'amore da parte tua. La mia prima bici. Esatto, hai messo mano al portafoglio, sei ancora che piangi. Io, infatti. Guarda. Allora, il via si parte, lo diamo direttamente dal campeggio, perché il nostro obiettivo è raggiungere quella montagna lì. Una parte la faremo con le bike, l'altra parte la faremo invece camminando a piedi, ok? Via? Si parte. Ed è proprio dal campeggio di Nadizza, da cui prende nome dall'omonimo fiume su cui si affaccia, che inizia la nostra escursione. Sistemazione leggermente decentrata rispetto alle altre strutture, ma proprio per questo l'abbiamo scelta. Il campeggio, immerso nel verde in un ambiente tranquillo e rilassante, ci ha permesso di staccare dallo stress quotidiano e ricaricare le batterie. Servizi e locali comuni perfettamente puliti, piazzole ampie e personale gentile e disponibile. Noi ve lo consigliamo assolutamente perché ci siamo trovati molto bene. Allora, attenzione, adesso parto con i nomi. Per raggiungere il punto esatto da cui parte la strada bianca che ci porterà sulle alture del Coniscadolina, bisogna prendere direzione Sedlo, passando per i paesi di Podbela e Stanovice. Unico tratto su strada poco trafficata, ma comunque prestate sempre molta attenzione. E abbiamo appena iniziato. Ma perché sei fuori forma, tesoro mio? Sono morta. Sei morta. Ti sembra che io sia viva, ma sono morta. No, sei viva. Perché brontoli? Finché brontolo sono viva, tu ma dici. fino a qua una caffettiera, ragazzi, una caffettiera. Allora, adesso inizia la cosiddetta strada bianca e dobbiamo imboccare appunto a destra, direzione Planina Bosca. Monte Stol, almeno. Così si spera. Sì, dai. Sì, dai. A costo di fermarmi ogni 5 minuti. Stars fly across the sky into a black night. It makes me wonder as I look in your eyes. Am I falling under your spell? Earth moving beneath my feet, sky falling down on me. I wanna believe in miracles, in things I've never seen. Is it wishful thinking that the best is yet to come? Is it foolish to believe that we are over when we just begun? Allora, no, io volevo solo spiegare un attimino cosa è successo. Abbiamo fatto il percorso lungo questa strada bianca ciclabile. Abbiamo lasciato le bici qua, ben lucchettate, insomma, non si sa mai. La sfiga, esatto, dietro a piedi. Esattamente. E invece lì c'è il cartello che indica la direzione per raggiungere il monte Stol. Bravissima. E panorama, ragazzi, strepitoso. Si prosegue a piedi. 1200 metri di dislivello in bici e parecchi chilometri macinati per arrivare fino a qui. Immaginatevi di farveli tutti a piedi. È vero che questa non è la strada che si prende per chi vuole raggiungere lo Stol solo con il trekking, ma bensì dal paese di Bregini. Però sfruttando la combinazione piedi e bici vi si apre un mondo di possibilità, permettendovi di arrivare più lontano e rendendo la vostra esperienza ancora più completa ed appagante. Tesoro mio, oggi vento fra i capelli, Sì. Ah, no. E che capelli! Sei selvaggia, sei selvaggissima. Allora, siamo quasi arrivati all'antenna. Ci sono queste cunetine
Maledette. No. Che di... Sai, siamo arrivati, no. E scendi giù. Dove Rissa. Sì, siamo arrivati di giù. E risali. Però insomma dai, ci siamo quasi. Eccolo lì, bello come il sole, Vabbè dai, ci hanno messo l'antenna, d'altronde ragazzi, da qualche parte le ficcano anche quelle. Il sentiero che ci conduce alla cima segue una delle dorsali più panoramiche che noi abbiamo mai visto. A tenervi compagnia lungo il percorso colossi dai nomi prestigiosi come Canin, Rombon, Mangart, Triglav, che con i suoi 2864 metri viene giustamente considerato il simbolo indiscusso della Slovenia. Tesoro mio, vetta raggiunta. Eccoci qua. Bravissima. Buona vetta. Montagna consigliatissima. Mamma mia. Perché È una cosa, guarda, io sono riuscita, cioè ho fatto tanta fatica personalmente, però ne valsa la pena. assolutamente. Adesso non resta che tornare a casa a prendere il sassolino del sorriso che io ho lasciato ovviamente Casa Udine. a casa Udine e ritornare su e metterlo Ok, domani. prima del tramonto. Ma se pensate che l'escursione termini qui, beh, vi sbagliate di grosso. Abbiamo le bici, quindi vanno sfruttate. Si è guadagnato del tempo salendo con le 2 ruote, perciò invece di scendere proseguiamo lungo una ciclabile forse fra le più panoramiche e assurde della Slovenia, quella che da Malivro ci porta fino al bivacco Helek, direzione Kobarid. Senti, allora la cima l'abbiamo raggiunta, adesso siamo tornati indietro, di nuovo al bivio e qua prendiamo una strada bianca direzione Kobarid che ci farà rimanere in cresta per diversi chilometri. C'è un minimo dislivello di un centinaio di metri, 200 metri. Vediamo se si riesce a raggiungere il bivacco, ma io so che ce la farai. Andiamo, dai. I don't ask for too much. Oh, but I need more than nothing. And though a little bit of your touch wouldn't be enough, it's only just more than nothing. I don't keep tabs, but I can tell a 0 from a 1. Just a little bit of romance wouldn't stand a chance. It's only just more than nothing. Bene, bivacco raggiunto, direi che è stato più facile di quanto lo immaginavamo. E mo andiamo a vedere il bivacchino. Dai, dai, dai. È proprio Ino. Ino. Bello però. Bellissimo, no? Cavoli. Ah, beh. Molto bello, quei sacchi a pelo, ognuno si porta il suo materassino. Il bivacco l'abbiamo raggiunto, Sì. quindi abbiamo fatto il nostro. Basta. Adesso giriamo le ruote, ok? E rifacciamo la strada che abbiamo già fatto all'incontrario per ritornare al campeggio. Sì, anche perché qua, volendo, si potrebbe proseguire per Kobarid, ma a un certo punto rimane l'ultimo pezzo che in bici diventa... Per esperti. Sì, Per molto esperti. E quindi Sì. automaticamente noi ci Un'altra- togliamo fuori da questa categoria. Noi vogliamo tornare a casa sereni, soprattutto perché voglio che anche il mio matrimonio sia sereno. Esatto. Esatto. Quindi adesso retromarcia e giù, birretta e campeggio. Sì. Mhm.
Pianificare un'uscita mista è stata sicuramente un'idea geniale. Ci ha permesso di sfruttare al massimo tutti i punti di interesse che avevamo deciso di raggiungere. Non solo la vetta dello Stol, ma tutto il percorso è stato qualcosa di incredibile e noi ve lo consigliamo assolutamente. Complice un ponte, quindi weekend lungo, ci ritroviamo con un giorno in più fra le mani, ma questa volta decidiamo di dedicarci esclusivamente alle bike e di percorrere la bellissima ciclabile che porta a Kobarid, risalendo il fiume Soka per un paio di chilometri. Ed eccola qua in tutta la sua bellezza, si è svegliata alle 9:15, sono le 9:54. Non è vero. Ho fatto tutto io oggi. Non è vero. Dimmi dove siamo stati ieri. Lassù, in cima. Fra Cristi e Madonne, però ci siamo arrivati. E oggi invece cosa faremo? Faremo qualcosa di più soft. Percorreremo le piste ciclabili che vanno lungo il fiume Nazida o Nasida, non so come si dice. Sì. Per poi andare anche in direzione Caporetto. Certo. E fare il fiume Isonzo e vedere insomma i punti di interesse che ci sono nella zona. Perfetto, sei stata bravissima, eh? Grazie. Brava, andiamo? Andiamo. Via. Se decidete di campeggiare qui prima di partire per Kobarid, vi consigliamo di fare una breve deviazione e visitare il pittoresco Ponte di Napoleone. Secondo una tradizione di paese sarebbe stato costruito da un maestro muratore di Canebola nel 1812 e poiché costruito nel periodo delle campagne di conquista napoleoniche porterebbe appunto il nome del famoso imperatore francese. La ciclabile che ci conduce verso Kobarid parte proprio dal campeggio e costeggia per un lungo tratto il fiume Nadizza, regalandoci di tanto in tanto meravigliosi scorci. Per raggiungere Kobarid dall'Italia non esiste un'unica pista ciclabile dedicata, ma bensì una combinazione di più piste e strade secondarie a basso traffico, che a parer mio sono le più pericolose. Uno, perché le poche auto che passano tendono ad andare più forte, e due, perché il ciclista, immerso in un ambiente tranquillo e rilassato, tende ad abbassare il livello di attenzione. Perciò, mi raccomando, sempre vigili. Raggiungere Caporetto significa entrare in una valle di straordinaria bellezza, ma anche in un luogo dove la storia ha lasciato tracce indelebili. Qui si combatté una delle battaglie più note della Prima Guerra Mondiale, un evento che ha reso questo piccolo centro famoso ben oltre i confini della Slovenia. A questo punto avete due possibilità: svoltare a destra e seguire la ciclabile che conduce a Tolmino, oppure proseguire a sinistra in direzione Bovec. Qualunque sia la vostra scelta, potete stare tranquilli, non ve ne pentirete. Il fiume Soka, conosciuto in Italia come Isonzo, regala scorci ed emozioni straordinari ed è considerato uno dei più affascinanti fiumi alpini d'Europa. Le sue acque color verde smeraldo accompagnano il viaggiatore attraverso paesaggi di rara bellezza, capaci di sorprendere ad ogni stagione. La valle di Kobarid rappresenta inoltre uno dei principali punti di riferimento della Slovenia per gli sport acquatici, dal rafting al kayak fino al canoning, attirando ogni anno appassionati provenienti da tutta Europa. Bene, speriamo di avervi fornito qualche spunto utile per organizzare il viaggio di 3 giorni nei dintorni di Kobarid, della storica Caporetto, e per scoprire le meraviglie naturali e culturali di questa splendida valle. Noi siamo Trekking Friuli Venezia Giulia. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, prima o poi potremo tornarvi utili con nuove idee, percorsi e itinerari da scoprire insieme. Grazie per averci seguito, zaino in spalla e alla prossima avventura.